C'è soddisfazione da parte dell'assessore alle politiche per la mobilità e infrastrutture Renato Chisso, espressa venerdì 9 ottobre nel corso di una voluta conferenza stampa su due opere importanti per Mestre. Intersecazione tra la 14 bis e la via Orlando. Venendo da Venezia ogni giorno si trovano code lunghissime per quelli che girano verso la 14 bis e il Terraglio. Lì eliminiamo quell'incrocio facendo una galleria e quindi favorendo il traffico verso la 14 bis e il Terraglio, quindi a livelli sfalsati e verranno eliminate tutte le code. Sono in corso i lavori con un sistema a rotatoria e con la realizzazione di un polmone verde. Il costo dell'opera è di 13 milioni di euro. I lavori sono iniziati a fine 2008. Si stima che i lavori termineranno a metà dell'anno prossimo, poiché sono molto avanti rispetto ai tempi previsti. La seconda opera è la 14 bis di via San Donà. Era una strada a due corsie per senso di marcia che vedeva e vede ancora code lunghissime che va ad intersecare i due quartieri, quello di Carpenedo e quello di Favaro, con una pericolosità oltretutto, perché è un incrocio a raso, lì su quell'incrocio ci sono morte tante persone. L'invito dell'assessore Renato Chisso è di chiedere ai suoi concittadini di pazientare ancora un po', perché a giugno e settembre prossimi i lavori saranno completati e con largo anticipo. Per realizzare il sottopasso lì a Favaro c'è un piccolo grande problema, che lì sotto corre l'acquedotto industriale, sono tubi da 2 metri di diametro con acqua in pressione a 4 bar. E come fare? Quello lì bisogna spostarlo, e per spostarlo abbiamo bisogno di spostare tutta la tubazione, e quindi qui 2 torrini sono stati realizzati per mantenere l'acqua, la fornitura d'acqua a Porto Marghera. I lavori di questa cosa per lo spostamento sono 2 mesi, non potevamo lasciare Porto Marghera senza acqua, quindi abbiamo dovuto assicurare l'afflusso. Una volta realizzata lo spostamento di questi tubi di 2 metri di diametro, quelli verranno ovviamente abbattuti. Questa è la prima opera che viene realizzata in Italia di queste dimensioni.